Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. 80 anni dalla liberazione, manifestazioni in tutta l'isola. A Palermo moltissimi giovani in corteo celebrano il 25 aprile. Partigiani della Costituzione lo slogan. A Catania sfilata da Piazza Palestro a Piazza Stesicoro. A Messina la pedalata della Resistenza. Quasi 40 i siciliani impegnati in Vaticano come volontari della Protezione Civile nell'imponente macchina organizzativa per i solenni funerali di Papa Francesco. Le esequie del Pontefice domani alle 10, previste oltre 200.000 persone, 50 capi di Stato, 10 sovrani. Femminicidio di Sara Campanella, chiesta la perizia psichiatrica per Argentino. Delle volte comprende la gravità dell'omicidio, altre non si rende conto, dice il legale del giovane. Mala sanità tra Ragusa e Vittoria, 28 sanitari indagati per la morte di un uomo ricoverato e operato per una malattia gastrointestinale. A Palermo morta dopo un controverso intervento una donna di 37 anni, falsificate le cartelle cliniche. A Palermo in vigore l'aumento delle bollette dell'acqua, congelati invece fino a giugno i rincari della tassa per i rifiuti. Sole e caldo in Sicilia, 25 aprile con spiagge e centri storici affollati in molte città dell'isola, da Ortigia a Taormina, da Palermo alla Valle dei Templi. Calcio Serie B, match chiave in vista dei play-off per il Palermo, domenica in campo a Catanzaro. In C, ultima giornata di campionato per Catania, Messina e Trapani. A Potenza la squadra di Toscano cerca il miglior piazzamento in vista degli spareggi promozione. Bentrovati e buon 25 aprile. Partiamo proprio da questo, dalle manifestazioni che si sono tenute in tutta l'isola. Manifestazioni sobrie a Palermo e Messina proprio per l'80° anniversario dalla liberazione. A Palermo deposta una corona di fiori al parco Piersanti Mattarella. A Messina invece la pedalata della Resistenza. Orazio Longo. Da Via Libertà al Teatro Massimo, bandiere, slogan e tanta partecipazione a Palermo per ricordare e raccontare l'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Il 25 aprile si festeggia al Parco Piersanti Mattarella, il giardino inglese, con la cerimonia ufficiale che ha visto la deposizione delle corone di alloro e dei fiori sulla lapide dei caduti di Cefalonia e sul cippo in memoria di Pompeo Colaianni, comandante barbato, che contribuì alla liberazione della città di Torino. In testa al corteo uno striscione con la scritta «Partigiani della Costituzione». Celebrazioni misurate, senza eccessi, con qualche strascico per la polemica nei confronti del ministro Musumeci, che aveva raccomandato in concomitanza con la morte di Papa Bergoglio sobrietà nelle manifestazioni. A Messina una delle poche iniziative mantenute è stata la pedalata della Resistenza, organizzata da WISP, ANPI e Messina Ciclabile. Partita da un luogo simbolo, quello della Galleria Santa Marta, utilizzata come rifugio antiaereo durante i bombardamenti, ha ricordato il ruolo delle staffette partigiane durante la Resistenza, quando erano soprattutto le donne a fare da messaggere. A Catania invece un corteo che è partito da Piazza Palestro per arrivare a raggiungere Piazza Stesicoro. Tanti giovani e le famiglie per ricordarsi di non dare per scontata la libertà. Eva Spampinato. Resistenza, ieri, oggi e sempre. Sono garofani artigianali fatti a mano. Il fiore del partigiano. La prima liberazione della bimba. Slogan, bandiere, garofani rossi e passi convinti hanno ridato fiato alla parola resistenza anche a Catania. Tra famiglie, giovani e volti segnati dal tempo, la città ha scelto di ricordare insieme, partendo da Piazza Palestro, che la libertà non è mai scontata. Bisogna ricordare che ha dato la vita per la nostra libertà, sempre, soprattutto perché il momento è brutto, non dobbiamo dare niente per scontato. 25 aprile parla anche delle oppressioni, dei popoli oppressi in generale, oggi più che mai della Palestina. Il corteo del 25 aprile organizzato dall'ANPI è partito alle 11 dal Fortino per arrivare in modo composto ma rumoroso fino in piazza Stesicoro e rendere omaggio a partigiane, partigiani e quanti lottarono per la fine del nazifascismo. Ora purtroppo tutto scolorisce, però
se non lo facciamo noi che abbiamo appunto questa esperienza, credo che queste cose rischiano di perdersi. I giovani sono la nuova resistenza. L'80° anniversario della liberazione si era aperto a Catania con la deposizione della corona d'alloro da parte del prefetto al Palazzo degli Elefanti. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E adesso i funerali di Papa Francesco, anche i volontari della Protezione Civile siciliana hanno raggiunto la capitale per dare il loro contributo. Domani, ricordiamo, giorno dei solenni funerali che inizieranno alle 10, si occuperanno dell'assistenza ai pellegrini e della distribuzione delle bottigliette d'acqua. Il capo della colonna mobile ha detto: diamo il meglio di noi nelle situazioni di emergenza. Intanto domani sono attese 200.000 persone. Lorena Dolci. Sono arrivati ieri mattina in questo campo nell'ex aeroporto di Centocelle a Roma. Anche i volontari siciliani si sono uniti alla grande macchina della Protezione Civile che in questi giorni garantisce che l'omaggio al Papa con un'affluenza record si svolga senza problemi. Una colonna mobile è partita mercoledì sera da Messina con 39 tra uomini e donne e 3 funzionari a bordo di 11 mezzi, tra cui 7 pick-up. L'attività che stiamo svolgendo si divide in 2 parti, una di assistenza alla popolazione lungo i percorsi prestabiliti per i visitatori che vengono a vedere la salma del Papa. Un'altra attività che ci è stata chiesta ieri da Roma Capitale è quella di prelevare delle casse di acqua, bottigliette d'acqua, con i nostri pick-up e portarle nei punti di distribuzione attorno al colonnato di Città del Vaticano. Acqua, assistenza, informazioni, un punto di riferimento per le migliaia di persone che anche oggi, molto ore prima dell'apertura della Basilica di San Pietro, si sono messe in coda. I nostri volontari sono abituati a dare il meglio di sé proprio in emergenza, quando l'adrenalina ci aiuta a sopportare anche orari abbastanza pesanti. A sfilare per ore una folla immensa ma composta in preghiera. È un pellegrinaggio molto tranquillo che è andato avanti fino ad ora abbastanza lentamente, ovviamente oggi e domani sicuramente si intensificherà molto di più, però è abbastanza ordinato, i percorsi sono in sicurezza, tutto procede al meglio. Domani alle 10 funerali solenni in piazza San Pietro, quindi il lungo corteo a passo d'uomo lungo le vie di Roma, fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione. Sulla lapide solo una parola: Franciscus. E adesso parliamo del femminicidio di Sara Campanella. È stata chiesta la perizia psichiatrica per il suo assassino, ricordiamo il 27enne di Noto, Stefano Argentino. Delle volte comprende la gravità dell'omicidio, altre non si rende conto, ha detto il legale del giovane. Orazio Longo. Più rifletto da solo con me stesso, più arriva una e una sola conclusione: quel giorno ero fuori di testa. Così aveva detto Stefano Argentino, il 27enne siracusano di Noto, reo confesso dell'omicidio di Sara Campanella, la 22enne studentessa universitaria di Misilmeri, in provincia di Palermo, accoltellata un mese fa per strada a Messina. Parole affidate al legale Giuseppe Cultrera, che ora fa sapere che chiederà una perizia psichiatrica per accertare se il suo cliente fosse capace di intendere e di volere al momento del delitto. Stefano alterna momenti in cui si rende conto della gravità del suo gesto e altri in cui sembra non comprendere, spiega. I familiari del ragazzo giorni fa avevano inviato ai genitori della vittima una lettera di scuse tramite il loro difensore, ma i Campanella si sono rifiutati di leggerne il contenuto, ritenendola tardiva e non sincera. Per i genitori di Stefano Argentino, invece, il tempo trascorso è stato solo un segno di rispetto, dicono. Il 27enne era stato fermato dai carabinieri poche ore dopo il delitto nella casa vacanze che la famiglia gestisce a Noto. La madre ha dichiarato ai carabinieri di aver saputo solo dopo tempo cosa il figlio avesse fatto. Nota la posizione del legale della famiglia Campanella, secondo cui il quadro indiziario è delineato, visto che tra le altre cose, dopo il delitto, Argentino ha deliberatamente nascosto l'arma e questo sarebbe un sintomo di lucidità. E adesso un presunto caso di mala sanità che arriva da Ragusa, dove ci sono 28 sanitari indagati per omicidio colposo. Un uomo è morto a marzo dopo una diagnosi di diverticolite e a 40 giorni dal decesso il corpo si trova ancora in cella frigorifera in attesa dell'autopsia. Ci dice tutto nel servizio Veronica Barbarino.
Il ricovero con una diagnosi di diverticolite, il trasferimento per essere operato, la morte a 39 anni e 28 sanitari indagati, a vario titolo, per omicidio colposo. Accade a Ragusa, dove a 40 giorni dal decesso il corpo di Giuseppe Guastella si trova ancora nella cella frigorifera dell'ospedale Giovanni Paolo II, in attesa dell'autopsia, compromettendo, secondo il legale dei genitori della vittima, l'esito dell'indagine. I fatti risalgono al febbraio scorso, quando l'uomo, a causa di dolori addominali, si reca al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria. Si sospetta una diverticolite e ai primi di marzo viene trasferito all'ospedale di Ragusa, dove viene sottoposto a un intervento chirurgico. Il 12 marzo la situazione precipita e per Giuseppe non c'è più nulla da fare. La famiglia presenta denuncia e il caso finisce sul tavolo della procura. Il tempo passa, ribadisce l'avvocato, e anche se il corpo è custodito in una cella frigorifera, le modifiche strutturali degli organi possono vanificare gli esiti degli studi istologici e compromettere fatalmente l'accertamento delle cause della morte. Sul caso, l'ASP di Ragusa non rilascia nessun commento. A Palermo invece una donna è morta per un'operazione che non si sarebbe dovuta effettuare. I medici litigano tra di loro per questo decesso e le cartelle cliniche risultano falsificate. Manlio Viola. Morta a 37 anni per un caso di malasanità per una operazione che non si sarebbe dovuta eseguire visto che il tumore che affliggeva quella donna era curabile. La denuncia non viene però dalla famiglia della vittima ma da un medico del reparto ospedaliero nel quale la donna è deceduta. Secondo il medico è stato commesso un errore grave perché l'equipe sapeva che non avrebbe dovuto addormentare la paziente e lo ha fatto lo stesso. La donna da quell'intervento non si è più svegliata ed è morta in seguito alle complicanze post-operatorie. Per queste e altre vicende il medico ha chiesto conto e ragione al primario ed al chirurgo, ha litigato con i colleghi, ma l'unica cosa che ha ottenuto è stato il crescere della tensione e una serie di ritorsioni che definisce mobbing costante. Il sanitario, che ha scelto di rimanere anonimo, ha raccontato la vicenda al deputato regionale Ismaele Lavardera, che ha raccolto la sua testimonianza e ha consegnato tutto alle forze dell'ordine, oltre a scrivere al Ministero della Salute. Lavardera racconta sui social questa vicenda, intervistando il medico che va oltre il singolo caso e narra di un reparto nel quale avvengono cose molto gravi. Parla di operazioni non necessarie, referti omessi, cartelle cliniche falsificate, tutto per aumentare le somme dei rimborsi regionali e ancora operazioni eseguite in modo scorretto o con inaccettabili ritardi, liste d'attesa bypassate per gli amici, pazienti deceduti dimessi come se avessero scelto di andarsene autonomamente contro il parere medico. Tutto sarebbe provato da conversazioni che il medico avrebbe registrato e da documenti inseriti in una chiavetta consegnata al deputato, che racconta di aver a sua volta fornito copie alle forze dell'ordine, alle quali sono stati dati anche nomi di pazienti, medici e cartelle cliniche. A Catania, nel quartiere di Librino, la polizia nel corso di un controllo di una sala giochi di Viale Bummacaro ha scoperto irregolarità nelle licenze per l'utilizzo delle macchine da gioco. All'interno del locale gli agenti hanno trovato 5 postazioni informatiche e 3 totem multimediali con vincite in denaro. Sequestrati i computer e i 3 totem, elevate sanzioni al titolare per 100.000 euro e denunciati i clienti. A Palermo diventa operativo l'aumento delle bollette dell'acqua. Il Consiglio Comunale congela invece fino a giugno gli aumenti previsti per la Tari. Manlio Viola. Stop all'aumento della Tari a Palermo. La delibera della Giunta alla galla della scorsa settimana, che prevedeva aumenti da 10 a 40 euro a famiglia a seconda delle dimensioni dell'abitazione e del numero dei componenti del nucleo familiare, è stata bocciata dalla terza commissione consiliare. Lo stop, che di fatto congela almeno per il momento gli aumenti, arriva con l'astensione della presidente della commissione Sabrina Figuccia, componente della maggioranza che sostiene il sindaco ed ex assessore della prima giunta dello stesso La Galla. L'intenzione è quella di tentare di coprire il buco da quasi 7 milioni di euro utilizzando il maggiore gettito della tassa di soggiorno. Per farlo ci sarà tempo fino a giugno, visto che il pagamento della prima rata è slittato. Già lo scorso anno gli aumenti dei costi dei rifiuti erano stati coperti con il gettito della tassa di soggiorno. Ora si conta sull'aumento dovuto alla nuova legge regionale sul turismo, che regolamenta nuove strutture prima non inserite. Intanto però aumenta la bolletta dell'acqua in città e nei 60 comuni del lato idrico che si rivolgono ad AMAP.
stato firmato dall'Assemblea territoriale l'aumento del 7% sulla bolletta legato al nuovo piano tariffario. Soldi che saranno utilizzati per cofinanziare le opere previste con il PNRR e pagare le rate di un maxi prestito di 151 milioni di euro ottenuto dall'acquedotto per rifare per intero la rete idrica Colabrodo della città e della provincia. E torniamo a parlare del 25 aprile, giorno di festa non solo in ricordo della liberazione dal nazifascismo, ma insomma giornata dedicata anche alle gite fuori porta e perché no anche al primo tuffo in mare. Infatti molti siciliani si sono riversati anche grazie al sole e al caldo sulle spiagge. Qualcun altro invece ha scelto di fare un giro per i centri storici. Francesca Loi. Ombrellone in mano, pronto a piantarlo. Sì. Per oggi facciamo un sacrificio. Sì, oggi siamo venuti qui, mangiamo a mare, all'aria aperta e ci divertiamo. Spunta il sole, forte e caldo, è il 25 aprile e i siciliani ne approfittano per andare al mare. È una bellissima giornata, c'è tanta gente. La nostra bella Sicilia è sempre piena di sole. Qui siamo a Siracusa, nella spiaggia dell'Arenella. Già di buon mattino sono arrivati ragazzi e non, per una giornata tutta da vivere nel pieno relax. Stiamo prendendo un po' di sole e ci stiamo rilassando qua fra amici. C'è chi vuole arrivare all'inizio dell'estate, ormai alle porte, già abbronzato, e cerca di prendere tutto il sole che c'è. Appena inizia il primo sole qui di solito scappiamo tutti ad approfittarne, ecco. La temperatura è mite e quindi abbiamo deciso di fare un giorno a mare. E poi ci sono i più coraggiosi. La colonnina di mercurio supera i 20 gradi, ma l'acqua, al di là di ogni percezione, è ancora fredda, per non dire ghiacciata. Molto ghiacciata. E quindi al bagno non si resiste? No. Lo facciamo lo stesso. Fredda, è troppo fredda ancora. Chi non va al mare ma non resta a casa affolla le vie del centro, da Ortigia a Taormina, da Palermo alla Valle dei Templi. Una giornata di festa dove con parchi e musei aperti si può gustare anche un po' di cultura, in una Sicilia già piena di turisti. Facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con la pagina dedicata al calcio, al Palermo che domenica sfiderà il Catanzaro fuori casa e poi parleremo dell'ultima giornata di campionato per quanto riguarda il girone C, appunto della Serie C, con in campo Catania, Trapani e Messina. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B con il Palermo che si avvicina alla sfida di domenica a Catanzaro. Dionisi in sala stampa, ha detto adesso è il momento di essere uniti. Marco Gullà. È arrivato il momento di essere tutti uniti. Il Palermo va supportato. Testo e musica di Alessio Dionisi. Il Palermo tornerà in campo domenica per affrontare il Catanzaro al Ceravolo. Rosanero che riscenderanno in campo esattamente dopo 16 giorni dall'ultimo match giocato a Bari. Il rinvio della gara con la Carrarese ha permesso ai siciliani di mettere dentro più energie in vista della volata finale. 5 partite da domenica fino al 13 maggio per chiudere la regular season. Nel calcio si è pronti a questo, poi almeno c'è par condicio, vale per tutti, quindi non vedo quale sia il problema e potrebbe essere un motivo per dimostrare quello che vorremmo dimostrare da un po' e non riusciamo a dimostrare, che abbiamo veramente una rosa completa, e perché è difficile che potranno giocare sempre gli stessi in 5 partite così ravvicinate, quindi può essere un valore importante per noi questo, poter far girare gli effettivi della rosa. Ovvio che giocare partite così ravvicinate sarà importante sia la partita che il recupero post partita. Pochi dubbi per Dionisi in vista della partita contro i calabresi. La formazione dovrebbe essere quella che sarebbe dovuta scendere in campo nel match di Pasquetta contro la Carrarese. Ceccaroni e Nicolau hanno avuto già tempo per allenarsi e trovare la migliore condizione. Torna a disposizione Segre, che ha scontato il turno di squalifica. Confermato il modulo 3-4-2-1, poi Ampalo, terminale offensivo.
E adesso la Serie C, il Catania si gioca il quinto posto nel match di domenica a Potenza. Toscano sembra orientato a confermare la difesa a 3. Marco Carli. Inglese contro Caturano sarà uno dei temi della partita di domenica fra Potenza e Catania. Il primo è appena rientrato e a Cava dei Tirreni ha giocato titolare. Il secondo è inciso e molto nella gara di andata. I tifosi del Catania, che a Potenza non ci saranno, visto il divieto di vendita ai residenti nella provincia etnea per la contemporaneità della partita del Foggia, i cui tifosi sono rivali di quelli rossazzurri, a Picerno, i supporter etnei, si diceva, spereranno che vada in maniera completamente opposta, con un inglese magari protagonista per conquistare definitivamente il quinto posto che apre scenari migliori in vista dei playoff. La settimana del Catania è cambiata con lo spostamento del match a domenica, pausa il mercoledì e poi allenamenti in serie giovedì, venerdì e la rifinitura di sabato. Gli ultimi giorni di lavoro rendono plausibile l'idea di un Catania che non cambi l'antico vestito. Difesa a 3 dunque, De Rose di tacco in mezzo, Quaini squalificato e poi 2 trequartisti con Inglese davanti. Torna fra i disponibili Guglielmotti. Ovviamente molto sarà deciso nella rifinitura, anche l'ipotesi di un utilizzo in contemporanea di 4 giocatori d'attacco, 2 esterni e 2 punte, ma l'impressione è che questa possa essere più un'alternativa. Sabato si avranno le indicazioni definitive, anche se non ci sarà conferenza stampa dell'allenatore in segno di lutto, visto che si sarebbe dovuta tenere nel giorno dei funerali del Papa. Domenica la partita sarà trasmessa in diretta da Telecolor, primi collegamenti dalle 19, poi 4 ore live fino a sentire le impressioni dei protagonisti in campo e del tecnico del Catania. Ancora una pausa, tra poco con le ultime notizie. C'è una notizia di tennis prima di chiudere. Federico Cinà è stato eliminato dal Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale. Sulla terra battuta del Caia Magica, il 18enne palermitano è stato sconfitto in 3 set dallo statunitense Sebastian Corda, numero 24 al mondo. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.